Piazzati Pietro Grasso e Laura Boldrini, il primo alla presidenza del Senato, la seconda allo scranno più alto di Montecitorio, il PD punta adesso a ricevere l'incarico con Pierluigi Bersani per formare il nuovo governo. Ma c'è da fare i conti con l'opposizione di centrodestra, che ha mal digerito l'elezione dei due esponenti di centrosinistra alle cariche istituzionali. Per Angelo Capodicasa, al quarto mandato di fila alla Camera, un'ipotesi che potrebbe realizzarsi. Dentro la forza del centro-sinistra abbiamo fatto due scelte, quella di Laura Boldrini alla Camera e quella di Pietro Grasso al Senato, che più che essere scelte di appartenenza sono scelte di carattere, direi così, della società civile. Parliamo di due personalità, una del mondo dell'assistenza ai profughi, rappresentante dell'ONU, quella è Laura Boldrini, una quella di Pietro Grasso, che è fino a pochi giorni fa procuratore nazionale antimafia, che rispondono a criteri di carattere generale. Credo che così siano stati anche intesi dall'opinione pubblica, che ha accolto con molto favore le scelte che abbiamo fatto. Adesso si tratta di comporre un governo che, come si sa, è organo esecutivo, quindi rappresenta la maggioranza e presenta un proprio programma politico. Bersani ha proposto gli 8 punti su cui secondo noi si può aggregare una maggioranza sia alla Camera che al Senato. Questa maggioranza c'è di sicuro alla Camera, è incerta al Senato. Il Presidente della Repubblica deve valutare se ricorrono le condizioni perché Bersani possa fare un tentativo di aggregare intorno a questi 8 punti una maggioranza solida che possa affrontare i problemi del Paese, la crisi economica e finanziaria che stiamo vivendo e fare ricrescere il Paese.